Ecco, allora le mattine a 6:30 si lava a portare il latte. Non mi ricordo, non mi ricordo a portare il latte. Bon, bravo. Ecco, allora come il latte veniva pesato, il latte era pesato in tune podine, no? Tullio. Ecco, quindi qui era, queste zone qui era una podine che pesava il latte e tu Tullio se misure schiappavi tu chiappavi le quantità. Vedi? No, troppo calare e poi dopo lo mettevi sul quindicinale e sul libretto. Quindi tal libretto di persone che aveva portato, no? Perché il caso che alle gli e tu scrivevi dal quindicinale troppe robe che erano arrivate. Ecco. Va bene. Eccoli, guarda. Va. Ecco. Voglio, Mandi gli. Ora, per te segnavi tu all'Italia? Segnale che dopo in maniera che io se vedi troppe le e qualche l'area in cui dai avevi che fa formati. Ho capito. Allora, mettendo in questo caso, ieri trasquintai di là dove di partire per poter fare il formato? Secondo te si lavorava sia il voto quintai, 10 quintai, seconda stagione. Ho capito. Allora, anche mettendo i nostri contadini ieri aveva portato 7 quintai di latte, allora tu come funziona? No, poi a metà, per esempio, aveva portato 3 quintai e mie, faceva i formati e poi il resto lui continuava a portare finché anche l'aveva a zero. Hai capito? Che deve praticamente saldare il suo debito. Hai capito? Quindi quando aveva tutto il latte lì, tu facevi il formati e per una giornata tu lo davi o tot forme se levi a lui, un certo numero di forme. Sì. E un certo numero di forme se stavi nella latteria. E stavo in latteria 2 mesi e venivi in gioco. Hai capito? Sì, le latterie funzionano a turnarie, sì, ognuno deve il suo formato e tutto questo. Hai capito? Va bene, allora come ovvio se finché faceva il latte, dopo che veniva chiariato, come si chiamavano che podinis? Le avevano un nome? Bazzinellis. Va bene. Allora, a quel punto qui, le bazzinelle, che erano piene di latte, da lei mi tu, quando era piene? Avevi tutte là, e quando avevi ricevuto tutte là, non mettevi il prezzo da stare. Allora, spieghiamo un po' che vasche qui è una vasca dove aveva le aghe fredde, dicevo bene? Sì. E accoventava durante l'estate per tenere il latte in fresco, prima che venisse buttato in tapignati. Dopo raffreddare e dopo lo stavi qui finché andava di mattina e da sera. Quindi allora il latte veniva portato 2 volte in dì. 2 volte in dì. E dopo 3 sere, domani, insieme con quel che ricevevi di mattina, buttavi tutti in chianderie. Ho capito, allora qui d'estate veniva conservato che da sera e dopo si attaccava a portarlo che ti chialderis. Tullio, prima di mettere però il latte in tapignati, il latte veniva analizzato, no? Prima di pesare. Prima di pesare addirittura, quindi prima di pesare io provavi 1 volta ogni tanto e se mi risultava buono o no. Fai uno sviodizmo che tu ti levi le provetti, lì, le analisi che veniva fatte le analisi. Allora tu chiappavi il latte che metti gli aveva portato e tu lo buttavi. Facevi su. Ecco, con quel... Soppignato, no? Ecco, ma donde il pignato così. Aspetta che fai in via di qual pignato che l'ha portato. Ecco. Quindi al viarzeve il pignato e le prime robe tu levi il saviodi, tu ti levi su un campione. Un po' di dubbi, no? Levi il campione e buttavi là a chi sparare il misurino e dopo a chi ti segnava materiale contenuto in grasso. Ah, quindi tu misuravi il grasso con che ampolute che misurava il contenuto di grasso che era sì. Hai capito? In maniera che il latte lavorerebbe di me sul 3-5%, no? Di grasso. Butta lì, insomma. Devo usare boh?
Quindi aveva di che salvava manco il grasso più grasso, se facevi tu, se succedevi là. E allora dopo io provavi, finivi il campione, e se beveva che dritti oppure spanare, no? E purtroppo si davano le multe. Si dava le multe? allora più di qualche dunque al metteva le aghe per slunghiarlo. Più di qualche dunque. Ma allora tu beccavi subito No, che... avevi le scuse che aveva il pignato. No, ma insomma che io spiava tutto, ecco. Hai capito? E là che l'erveve aghe, se facevi lo buttavi su via, lo tornavi al paron? O... No, con le aghe non faceva lui, solo che danneggiava il di turno, invece di avere leggi informali, era le aghe. Hai capito? Le aghe non si fa formare. Allora tu gli mi pare che tu avevi sellata questo, allora fa sì che l'ata aveva il contenuto di grassi giusto. Il me non ne ha mai beccato. No, tu sei bravo, non ti ha mai beccato. Vabbè. Allora come qui avevano i due garzons dalla taria che partecipavano là dopo che l'è misurato e lo ribaltavano, arrivava in chita che stanza qui. E allora loro ribaltavano il latte. E ribaltavano il latte a chialderie. A quel punto qui, Tullio, troppo latte buttavi tutta chialderia, troppo squintai. E tu simpiate il fu, no? Chi simpiava il fu con le fassinis alle dentri. Qui era il fu e lo portavi fino a 42 gradi. A 42 gradi? Sì. E tu misuravi con che... Che era il termometro misuravi e con che era lì tiravi via il fu. E il fu per tirarlo via? Oh, ecco. Il garzon che mette lì sul fu. Allora che una manuele che spostavi il carrello sotto. Ah, quindi con le manovelle, qui hai una manovella che aveva un carrello che llevava il fu. Sì. Allora fai invio di chi che veniva llevato il fu. Che manovelle che avevi in prima? Ecco, allora le manovelle, ecco, sì, comunque là a funzionare le manovelle, chi invece talere si vio tale tutte le, allora chiamò un cavo, sono due cavos, due chiadenis che commentavano per chiavare il fu, di lì veniva spostata a là, a cassot che è le chialderie da aghe, dicevo bene? Le chialderie da chialde che commentava per netà, comunque il fu che veniva chiavato, quindi vedete tros gradi, 42 gradi. A quel punto lì, quattro staccavi si messe d'acqua. E il garzon, ecco, anche date le mantie da manovelle. Eccoci qua, erano le manovelle, quindi hanno spostato, alle a 40 gradi. Garzon, chiola che il termometro che non il covente ormai, ecco, ecco mo che altri garzoni passa il